Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora eccoci con il Focus Attualità, oggi interamente dedicato ai lavoratori socialmente utili di pubblica utilità che stamattina hanno manifestato in quel di Amendolara. Noi abbiamo la nostra inviata ad Amendolara, c'è Isabella Roccamo, con la quale tra un attimo ci collegheremo. Con me c'è Massimo Clausi. Abbiamo iniziato questo percorso, no? Parlando dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità. Mi pare che al momento non ci sia nulla di concreto, ci sono voci, ci sono si dice, no? Sono rumor, c'è l'emendamento presentato per la verità dal senatore del PD Ernesto Pagorno, ma essendo un emendamento presentato dalla minoranza non penso che verrà approvato nella finanziaria, che deve trovare appunto i soldini per finanziare poi i comuni che devono pagare gli stipendi a questi lavoratori. Intanto vediamo Isabella se ha nel frattempo indossato la fascia che il sindaco stamattina ha simbolicamente consegnato al comune. Isabella, ci sei? Ce l'hai tu la fascia adesso? Sì. Ce l'ho io la fascia, ma non la posso indossare, così come non la può indossare il sindaco, perché, come dicevi tu, direttore, stamattina ha rassegnato le dimissioni. Questa è una fascia che ha un valore simbolico grandissimo, sindaco. Sì, assolutamente, la fascia è il simbolo, credo, è depositaria della volontà popolare, quindi della sovranità popolare, ed è intrisa di un significato profondo, sa di istituzioni, di libertà, di solidarietà, quella che in questo momento i nostri lavoratori ci stanno chiedendo. E siccome noi sindaci un po' di tempo fa avevamo preannunciato che come gesto avremmo considerato anche l'eventualità di restituire la fascia, ma in pratica di presentare le dimissioni, io già qualche giorno fa, e saluto il direttore, buongiorno direttore, in trasmissione avevo detto che avrei rassegnato le dimissioni. Io credo le dimissioni, come già dicevo prima, quando lei me lo ha chiesto, ho voluto sottolineare che questo è sì un gesto del sindaco, ma è un gesto che va ricondotto a tutta l'amministrazione, e oserei dire, se gli amendolaresi me lo consentono, di dire che è un gesto che appartiene a tutti gli amendolaresi, perché è un modo di dire grazie non per il lavoro svolto, ma soprattutto quello che svolgeranno questi lavoratori, perché io sono convinto che alla fine il governo non potrà che diciamo, giungere a miti consigli e valutare l'opportunità, perché qui credo che più che di un sforzo da parte del governo, perché di questo qualche volta è sembrato che si debba parlare, è un'opportunità per la Calabria e quindi anche per l'Italia conseguentemente, perché ormai questi lavoratori, come ha scritto lo stesso Massimo Clausi, che saluto anche lui, qualche giorno fa in un suo editoriale, quando ha definito gli LSU e gli LPU l'esercito degli indispensabili. Un esercito, lo ricordiamo, di 4.500 persone in Calabria, un'avvertenza grandissima. Intanto riconsegno la fascia perché grande rispetto verso la fascia tricolore. Dicevamo, lei ha rassegnato le dimissioni questa mattina, aveva annunciato, ci sono stati altri suoi colleghi che hanno seguito il suo esempio, si è sentito con qualcuno, perché ricordiamo un'avvertenza che interessa tutta la Calabria. Allora, ad oggi io non ho notizie certe se ci siano altri sindaci che lo vorranno fare. Noi questa mattina siamo stati sulla 106, alle 10 è iniziata la manifestazione alla presenza dei 3 segretari generali dei sindacati, c'era anche il sindaco di Roseto, il sindaco di Canna, il sindaco di Oriolo, insieme ai tanti lavoratori presenti, ed credo che anche
oggi noi abbiamo mandato un altro segnale al governo, la rappresentazione di un disagio, e qualcuno dei lavoratori, io li mentre ero lì, volevano manifestare tutta la loro disperazione, perché io ritengo che ancora il governo non abbia appieno il quadro in cui si muove questa vertenza, ma soprattutto il numero delle persone coinvolte. Noi l'abbiamo detto sempre, l'abbiamo ripetuto dappertutto, sui giornali, in televisione. Io credo che una vertenza di 4.600 persone è la più grossa vertenza che travalica i limiti calabresi nazionali, perché credo che in Europa non ci sia un altro paese dove 4.500 persone rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Anche perché manca pochissimo ormai al 31 dicembre. Allora, fino ad oggi ci sono state delle promesse fatte da rappresentanti del governo, promesse che vanno nella direzione di venire incontro alle esigenze di questi lavoratori, però ancora di concreto? Di concreto non c'è nulla. Noi siamo continuamente in contatto a Roma e non abbiamo notizie, non riceviamo notizie confortanti, però quello che io terrei a sottolineare è che non c'è poi tantissimo tempo, perché è vero che entro il 31 deve essere stipulato il nuovo contratto, però ricordo semplicemente a me stesso che entro lunedì, dopo lunedì, inizierà la discussione degli emendamenti. È vero che il governo ha intenzione di presentare a sua firma un maxi emendamento, un po' che sia la sommatoria di tutte quelle che sono gli interventi che il governo intenderà fare. Sindaco? Però se consideriamo che successivamente poi deve tornare... Sì, direttore. Mi sente, Sindaco? Allora, mi faccia capire. Sì, assolutamente. Allora, mi faccia capire, da domani lei non può entrare più in comune, non entrare in comune? Non andrà? Lo posso fare, ma da cittadino, da privato cittadino. Quindi poi spetterà adesso a un lasso di tempo, come prevede la legge, no? Per vedere 20 giorni. Sì, c'è un lasso di tempo entro il quale... assolutamente. Io ho già... Ma il Consiglio Comunale, la Giunta è d'accordo, il Consiglio Comunale è d'accordo? Faccia capire. Sì, i consiglieri, gli assessori sono tutti d'accordo, perché ritengono, diciamo, riconducono a questo gesto una solidarietà che vuole manifestare tutta l'amministrazione. Lo dicevo prima, credo che sia un gesto riconducibile a tutti gli amendolaresi, perché abbiamo toccato con mano quello che è stato il lavoro in questi anni, e io posso assolutamente testimoniare che il comune di Amendolara senza gli LSU e gli LPU sarebbe un comune bloccato. Ricordiamo, sono 40 circa gli LSU che insomma svolgono servizi essenziali, insomma, sì, qualcuno anche negli uffici. Assolutamente, negli uffici, manutenzione, trasporto scolastico, mensa scolastica, manutenzione, raccolta differenziata. Quindi fare a meno di questi lavoratori significherebbe innanzitutto anche aumentare le spese del comune di Amendolara, perché a fronte del mancata prestazione d'opera da questi lavoratori noi dovremmo sopperire magari appaltando i servizi, e quindi sarebbero ulteriori costi che graverebbero comunque sui cittadini. Isabella. E quindi ritengo sui calabresi, perché... Isabella, sì, Isabella, poi ci fai sentire qualche storia di questi lavoratori nel frattempo che tu sei adesso all'interno? Sì, sei all'interno, perché vogliamo capire che cosa... Sì, sei all'interno... sì, vogliamo capire proprio... No, dicevo, sei all'interno del Consiglio Comunale, no? Della sala consiliare. Sì, sì, siamo all'interno del Consiglio Comunale, sono insieme a noi, come vi ha fatto vedere anche il nostro Mario Scarpelli, i lavoratori socialmente utili di pubblica utilità del Comune di Amendolara. Ti dicevo, ascolteremo dalla loro voce il significato di essere precari da una vita. Che cosa significa per queste persone? Molti di loro sono monoreddito, sono da oltre 20 anni che svolgono questo lavoro per l'ente comunale,
insomma ascolteremo tra poco dalla loro voce alcune delle storie. Sì, sono storie che appartengono alla Mendolara, appartengono a Rossano, appartengono tutta la Calabria, appartengono a San Giovanni in Fiore, piuttosto che Palmi, Locri, insomma mette insieme tutta la regione questa problematica, no Massimo? Sì, perché sono tutta la Calabria, 4.500 lavoratori, padri e madri di famiglia, che insomma fanno anche dei sacrifici, fanno difficoltà per arrivare a fine mese e da oltre 20 anni hanno questa promessa, la stabilizzazione, questa stabilizzazione che ad oggi non è arrivata ed il futuro, almeno ad oggi, per loro è sempre più incerto. Cosa accadrà se non ci sarà il rinnovo del contratto entro il 31 dicembre, il 1 gennaio, queste persone, padri, ripeto, e madri di famiglia, che faranno? Andranno a casa, si ritroveranno per strada, come vivono adesso? Lo ascolteremo dalle loro parole. Perfetto, tra mentre poco, tu Prego Sindaco, prego. Voleva aggiungere qualcosa il Sindaco? Prego Sindaco. Direttore, io volevo solo aggiungere una cosa. La scelta del governo a tutt'oggi di rimanere diciamo silente è incomprensibile se si considera che la maggioranza oggi al governo fa della lotta al precariato, della lotta contro la disoccupazione, della solidarietà, del sostegno alle fasce povere della popolazione un suo cavallo di battaglia. Allora io mi chiedo come è possibile immaginare in queste condizioni, e cioè mi riferisco a quelle della Calabria in cui versa l'ultima regione d'Europa per reddito, il reddito calabrese vale la metà di quello della Lombardia, immaginare di mandare a casa 4.500 persone. È aberrante solo il pensiero di considerare l'eventualità. Ecco perché questo è tanto più incomprensibile, al di là delle problematiche che di tanto in tanto qualcuno solleva, tipo l'impossibilità perché le deroghe non si possono fare, perché si devono fare i concorsi, perché il ministro della funzione pubblica ritiene che superare la questione LSU e LPU comporterebbe poi un precedente preoccupante per il governo stesso verso altre vertenze, ma nessuna vertenza oggi in Italia è pari a quella degli LSU e degli LPU. 4.500 persone che da 25 anni vengono mantenuti in nero o fatti lavorare in nero dallo Stato. Io credo che bisogna dare una svolta. È vero che la responsabilità potremmo ricondurla a governi precedenti, a sindaci precedenti, allo stesso sindaco che vi parla, però oggi governano altri, oggi abbiamo responsabilità di governo altre e quindi siamo noi che dobbiamo risolvere i problemi di queste persone. Bene, per Sindaco. ritornare al mio gesto. Bene Sindaco, grazie. Ci fermiamo un attimo mentre Isabella si prepara a ascoltare qualche storia dei lavoratori che sono presenti in questo momento nella sala del Consiglio Comunale. Massimo, ti chiamo in causa. Il governo è silente, il governo evidentemente sta valutando, sta vedendo quale soluzione adottare, però lo deve fare presto, nel senso che qui c'è gente che veramente è disperata, non sa più che cosa aspettarsi, quale domani lavorativo c'è in gioco il futuro di questa gente. Alcuni, lo abbiamo detto più volte, hanno raggiunto un'età matura, no? Quasi alle soglie della pensione. Che devono fare? Qualcuno dia loro delle risposte. Vanno bene tutte le iniziative di lotta alle manifestazioni, però anche il gesto che fa il sindaco di Amendolara forse meriterebbe di essere emulato da altri primi cittadini per entrare, per segnalare con forza che questo è un problema che deve essere risolto, perché 4.500 lavoratori, guardate che è una cosa incredibile, un peso notevole nell'economia di una regione con poco più di 2 milioni di abitanti e con un sistema economico e produttivo che è fragilissimo, è sfilacciato, che stenta a garantire reddito, no? Massimo, sì, tu che dici? Ma io l'ho scritto pure
costituirebbero come dire, un peso notevole per la nostra economia. Facevamo un ragionamento soprattutto per quanto riguarda le cosiddette aree interne, no? Che si stanno spopolando, perché qualche giorno fa sul quotidiano abbiamo pubblicato la distribuzione di questi lavoratori per comune. Ci sono comuni piccolissimi di meno di 1000 abitanti che hanno 40 LSVL+, quindi immaginiamo un comune di 1000 abitanti, se togliamo le donne e i bambini, 40 persone a cui viene meno il reddito significa un bel colpo per quell'economia là. Assolutamente. Quindi c'è un sì. problema economico, c'è un problema sociale, come accennavi tu prima, perché molte di queste persone, ricordiamo che questa vicenda degli LSVL+ parte dal 98-99, quindi stiamo parlando di 20 anni fa, 25 anni quindi fa. c'è gente che è entrata che aveva 30 anni, adesso ne ha oltre 50, è sulla soglia della pensione. Però hai visto Reggio Calabria ieri, la giunta municipale, certo. la giunta di Falcomattà ha stabilizzati 150. Ma evidentemente perché poteva farlo, perché... Però lui dice, se c'è la volontà, questo poi glielo chiedo al sindaco, se c'è questa volontà degli amministratori, forse qualcosa si può fare. Non so quale procedura abbia seguito il sindaco di Reggio Calabria. Questo poi nel prossimo giro cercheremo di sentire il sindaco su questo. Intanto forse Isabella ha recuperato qualche storia. Isabella. Ti dicevo, nella sala consiliare ci sono i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di Amendolara. Beh, ti dico che hanno i volti molto stanchi e tirati. Beh, una situazione questa che va avanti da oltre 20 anni, no? Sono precari da una vita. Io a Roberto, che si occupa della manutenzione qui al comune di Amendolara, precario come da 23 anni, ed essere precari vuol dire senza un degno stipendio e da 23 anni senza contributi che ci possono portare a una giusta pensione, ma credo poco. Continuando così si va soltanto alla deriva e non a un giusto stato di vita per noi popolo di Amendolara, calabresi e non solo, insomma. Famiglie monoreddito? Monoreddito, sì. Quindi insomma soltanto io ho lo stipendio a casa, quindi... Ha figli lei? Ho figli, uno 17 anni, quindi insomma una situazione non bella e spero che non accada, ma se dovesse mai accadere io dal 1° gennaio, come tutti i miei 40 colleghi di Amendolara, faremo fatica a portare un pezzo di pane a casa, nonché privando i nostri bambini di quello che ne hanno bisogno per la scuola e per la società, insomma, ecco tutto. Ecco, questo significa essere precari da una vita, non poter progettare il futuro? Assolutissimamente no, un futuro con questo ritmo di vita economico non se ne parla proprio di progettare, perché non hai una certezza e non si ha il coraggio neanche molte volte di credere in te stesso, è qualcosa che va fuori luogo, insomma, il pensiero di progettare qualcosa, ecco tutto. Non c'è nessuna speranza se si continua così. Da 23 anni? Da 23 anni. E invece Giuseppe, da quanti anni? Allora, noi prima di tutto, io personalmente intanto ringrazio TEN, ringrazio il direttore e ringrazio soprattutto il sindaco di Amendolara, perché vedo assente i sindaci. In questi periodi i sindaci hanno avuto a disposizione questo personale, questo servizio, questa manodopera, l'hanno usata e adesso si sono dimenticati perché non li vedi. Io ho fatto delle proteste civili in tutti gli spazi dove sono stato da fare delle proteste civili, lì c'ero io, e i sindaci si nascondono, magari si assentano un po' e si presentano quando c'è bisogno di chiedere un voto per i poteri. Allora un po' soffriamo sta cosa e la dico incazzato. Poi andiamo a noi, per 25 anni stiamo lavorando con serietà e professionalità. Di cosa si occupa Giuseppe? Io faccio l'autista. Io praticamente ho portato a Di Maio e Salvini a scuola in 25 anni e si sono dimenticati di me.
non gli posso fare, dei rimproveri glieli faccio in un modo civile, ma ci va fatto il rimprovero. Va fatto un rimprovero a questi signori perché non hanno capito niente. Noi calabresi siamo più importanti di quelle che pensano al nord, perché al nord si sono presi i soldi della Calabria, della Sicilia e di tutto, a noi ci hanno mandato le lecca-lecca. Adesso bisogna dire basta, loro non può, dopo 25 anni, ma che mi vogliono discutere? È andato in prescrizione, non hanno niente da discutere questi signori. Questi sono indietro, o si attestano a quello che sono i numeri, o altrimenti lasciassero e andassero a casa. C'è molta rabbia, direttore, giustamente. Grazie. Perché Giuseppe da 25 anni che fa l'autista, 25 anni da precario, anche lei ha una famiglia. Certo, sì. Quanti figli? Ce n'ho un paio, due ragazzi, sì. Ecco, è difficile insomma dare anche delle risposte, no, ai propri familiari. Certo, ci hanno preso e ci hanno usato, hanno scherzato con noi. Questo è stato uno scherzo che hanno fatto con noi. Cioè io in un periodo dicevo che noi siamo stati dei lavoratori sfortunati, abbiamo servito l'Europa, l'Italia, regione e a finire a tutto. Non lo so, se il sindacato adesso vuole fare qualcosa, significa che deve dire a 4.500 lavoratori: dovete uscire fuori con i mariti e con le mogli, e andate a protestare. Perché dobbiamo dire a questi signori che siamo presenti, si risponde presenti. Se c'è da mettere un giubbotto di qualsiasi colore, ne metto 2 io, per un diritto di serietà. Noi abbiamo fatto un lavoro serio, nessuno ci può contestare niente. Avete garantito comunque i servizi? Abbiamo garantito servizi, serietà e professionalità. Abbiamo garantito tutto. Questo ancora devono discutere se ci danno assistenzialismo. Noi siamo professionisti, ancora loro forse devono capire chi sono. La stabilizzazione che da 25 anni era stata promessa, no? Ogni anno, lo scherzo, ogni anno al comune, ogni anno alla regione, ogni anno al governo, quando si tratta di votazioni giocano con queste stabilizzazioni. Ma è uno scherzo che è durato troppo, è diventato uno scherzo di imbecille. Per questo io dicevo, sono stanchi, direttore, si vede anche nei volti, no, delle persone che sono oggi qui nella sala consiliare, cioè sono stanchi delle solite promesse, sono stanchi di questa situazione, non sanno che cosa accadrà poi dal 1° gennaio. Certo che non sappiamo cosa accadrà, noi abbiamo il diritto di sapere, perché è un nostro diritto, perché noi abbiamo esercitato, abbiamo già ottenuto nel passato, ormai in 25 anni, facevo un esempio, in un albero che campa 30 anni, te ne pigli 25, che cosa vuoi più di quella? Noi siamo arrivati a un'età che non si può più discutere, cioè se noi ci dobbiamo abbassare a 55, a 60 anni, non puoi andare ad abbassarti, cioè devi fare quei lavori che sei stato preparato. Posso chiederle l'età? Potrei rispondere quasi 30, ma dovrei dire 55. 55, insomma qui di ventenni non ce ne sono, Attilio. Insomma Roberto voleva ringraziare anche lui il sindaco. Sì, anche da parte mia, non credo solo da parte mia, anche da tutti gli altri miei colleghi di Amendolara, il gesto che il sindaco Ciminelli ha fatto per noi e con noi, perché sicuramente non è, diciamo, un sindaco che ha fame di potere, ma ha dimostrato di essere per il cittadino e per il lavoratore. Grazie ancora una volta, Antonello. Direttore, non so se ci sono domande da studio. Isabella? Sì. Naturalmente, voglio dire, sento, direttore. Io ho ascoltato queste prime 2 storie, sono, come dire, toccanti, perché c'è chi investe energia nel lavoro, mette su famiglia, si fa un progetto di vita, però è ingiusto che ogni anno venga messo a rischio, a repentaglio il futuro lavorativo. Cioè, se questa storia del per loro progettare il futuro come
Sì, dico, se questa storia del Diciamo, LSU... progettare il futuro è impossibile. No, se questa storia dell'SU-LPU non so, veniva in qualche modo ritenuta un'operazione interessante, volta a favorire l'occupazione, lo si doveva dire prima forse, perché se prima si è andati Certo. come dire, a rinfoltire questa schiera di lavoratori che sono tutti precari, fino a quando non ci sarà una stabilizzazione è tutto grande precarietà. È una precarietà, però questi lavoratori lavorano in nero per lo Stato, mi spiace dirlo, ma è così. Ora, come vai a dire a un uomo di 55 anni tra qualche giorno, se le cose non dovessero essere modificate, dire guarda, scusami, hai lavorato 25 anni, adesso ti dico ti ringrazio e trovati un altro posto di lavoro. A 55 anni, in Calabria, ma che stiamo scherzando? Ma che vogliamo davvero prendere in giro la gente? O aspettiamo la competizione elettorale prossima per dire non vi preoccupate, state tranquilli, questi piccoli contratti a 2 mesi, a 3 mesi, a 4 mesi, a 5 mesi. Un uomo di 55 anni che ha una famiglia, 2 figli, ma è possibile una cosa del genere? Evidentemente sì, in Calabria è stato possibile anche questo, per quanto sia assurdo, ma a me personalmente ha toccato molto l'intervento di Roberto, il primo lavoratore che ha parlato, spero di non sbagliare il nome, Roberto, quando diceva che a un certo punto, al di là dell'aspetto economico, che pure è fondamentale sicuramente, ma è mortificante, c'è l'aspetto psicologico. Quando Roberto diceva che si sentiva inadeguato lui, cioè mi è sembrato una persona schiacciata da un meccanismo infernale e assolutamente non condivisibile, per cui ha ragione prima il sindaco quando dice ma questo governo che fa della lotta alla precarietà, diciamo, uno delle sue cifre politiche, la cosa insomma secondo me è grave, è che non si è espresso, non c'è stata una presa di posizione politica. Aspettiamo quello che succede nei corridoi, nelle stanze della Camera o del Senato, speriamo che vada tutto bene, però la cosa che anche a me sembra molto strana è che, appunto, lo ripeto, non c'è stata una presa di posizione politica, cioè cosa ne pensino e la Lega e i 5 Stelle di questa vicenda ancora non mi è chiaro. Guarda, capisco che la politica è cambiata e loro parlano magari per social network, però insomma... Guarda, se io guardo i volti di questa gente, rivedo un po' i volti dei calabresi, di tutti i calabresi, perché certo, viviamo tutti una situazione di grande precarietà, non c'è mai nulla di certo, mai nulla di sicuro, mai nulla di, come dire, di accettato, no, di certificato, siamo sempre così un po' sospesi. Alla giornata. Adesso mando la pubblicità, Isa, poi torniamo da te, voglio sapere dal sindaco, intanto tu mi trovi altre storie, voglio sapere dal sindaco perché Falcomatà assume 150 LSU-LPU e dice quando c'è la volontà le cose si possono fare. Allora questo passaggio lo voglio capire. La pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Tornati in studio, stiamo affrontando l'argomento dei lavoratori socialmente utili, pubblica utilità, la loro rabbia, la loro disperazione, il loro patema d'animo vissuto in queste ore delicatissime. Entro il 31 bisogna decidere che fare, si attendono segnali dal governo. Siamo in collegamento dalla sede del Consiglio Comunale di Amendolara. Isabella, ti abbiamo già visto inquadrata, e accanto a te una signora, no? Sì, io mi sono seduta accanto a loro, sono in questo momento accanto alla signora Anna e stavo, direttore, pensando quando insomma era andata in onda la pubblicità che questo per loro sarà forse il Natale più amaro. Hanno fatto un bellissimo albero di Natale, sono stati proprio loro a realizzare questo albero di Natale. Però questo Natale sarà con poche luci per voi, vero signora Anna? Sì, un Natale proprio amaro amaro.
È un Natale bruttissimo quest'anno, come gli altri anni che abbiamo passato. Ci danno sempre una speranza, ma è una speranza inutile, non c'è niente di concreto, tutte parole e basta. La signora Anna lavora come precaria qui da quanti anni? Sono più di 20 anni. E la storia è anche difficile, come quella di tutti un po' i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, perché si fa fatica ad arrivare a fine mese. Una famiglia monoreddito? Monoreddito, il marito che lavora saltuariamente, una figlia all'università, un mutuo da pagare e siamo messi proprio male, sinceramente. A fine mese si fa fatica a far quadrare il bilancio familiare? Sì, molto fatica, sì. Dicevamo, non hanno più 20 anni, io non chiedo, per rispetto a una signora non si chiede mai l'età, assolutamente, però insomma arrivare, superare i 40 anni e dover chiedere aiuto anche ai genitori è anche umiliante. È umiliante, sì, anche perché si pensa che dopo i 50 anni dov'è che vai con questa disoccupazione che c'è in giro? Non puoi fare più niente, secondo me. Quindi la sua famiglia, abbiamo detto mutuo da pagare, bollette, tutte le spese, una figlia all'università, fa insomma riferimento esclusivamente al suo stipendio? Sì, è quello che riesce mio marito a portare a casa, sinceramente. Quindi l'ossatura principale è questo stipendio da LSU? Sì, è stato da molti anni il mio riferimento. Adesso l'aiutano, mi diceva, i suoceri, i quando genitori? Possono, sono pure loro in pensione, quando possono dare una mano, perché no? Ci sostengono. Quindi è un problema proprio pratico, no? Le piccole spese quotidiane non si fanno grossi viaggi, non si fanno... Assolutamente, dove si va? In questo modo dove si va? Da nessuna parte. La Calabria e quindi è lei questa, ha paura per il futuro? Certo, ho paura soprattutto per mia figlia, che spero che raggiunga il suo obiettivo, quello di laurearsi. Glielo auguriamo, signora. Giustamente, che è una casa che non è ancora mia del tutto. Glielo auguriamo, signora. Pensa, direttore, come è un incubo quotidiano, no? Questo si aggiunge queste notizie che da Roma non arrivano, possiamo dire, ecco. Stiamo aspettando proprio questo. Ecco, un Natale di attesa, Isabella? di speranza. Isabella? Sì, tanta speranza. Sì, direttore. Senti, naturalmente, che dire, dopo queste parole non voglio aggiungere altro. Mi auguro semplicemente che chi è in grado di assumere una decisione possa passarsi la mano sulla coscienza o sentire questa grandissima dignità di queste persone che traspare proprio dalle parole, dai concetti, dalle frasi che dicono, dagli aggettivi che utilizzano, perché è questo che bisogna guardare. È uno stato di bisogno, di necessità. Questa è una terra dove la povertà la tocchi con mano, la respiri quotidianamente, la incontri nelle nostre strade, nelle nostre piazze, nei nostri quartieri, nei nostri rioni, la percepisci. Come si fa a non notarla, a non vederla? Ed io dico, viva Dio, già posti di lavoro non ce ne sono, già la disoccupazione è a livelli altissimi, giovani non lavorano, le donne non lavorano, gli uomini che hanno raggiunto un'età importante, se dovessero essere estromessi dal mercato del lavoro, difficilmente incontreranno un'altra possibilità, perché la ragione è quella che è. Viviamo in situazioni di difficoltà, 120, 130, 140 persone, lo ricordo a me stesso, vanno avanti grazie al contributo del banco alimentare. Allora è possibile che non si riesca a capire che bisogna trovare una soluzione, è urgente, una soluzione che dia la speranza a questa gente, dopo 25 anni, cioè, ma come si fa ancora? È incredibile, anche perché, lo dicevi bene tu, questo è soltanto un aspetto del precariato, no? Nel senso che in Calabria abbiamo tantissimi precari in vari settori, anche nel privato c'è un precariato, diciamo, molto diffuso. E per tornare alle parole della signora, meno male che c'è questa solidarietà, diciamo, no? Ci sono i nonno, i suoceri che aiutano moltissime famiglie, diciamo, ad arrivare a fine mese.
con le loro pensioni, però che è chiaro che questo welfare di tipo familiare prima o poi finirà. Allora là non so proprio che cosa può succedere in Calabria, visti i dati che abbiamo sull'occupazione, soprattutto sulla disoccupazione giovanile, che lo ricordiamo qua raggiunge il 40%, insomma raggiunge cifre davvero, davvero incredibili. In questo quadro è chiaro che pensare a una ripresa economica diventa davvero, davvero difficile. Questi lavoratori fra l'altro non sono degli assistiti, la cosa paradossale è questa, cioè perché questi lavoratori non sono degli assistiti, ma sono delle persone che offrono dei servizi indispensabili ai comuni. Prima abbiamo sentito il signore che guidava lo scuolabus, quindi questo signore ogni mattina porta i figli dei cittadini, quell'altro la manutenzione. Nel collegamento che abbiamo fatto col comune di Mendicino abbiamo visto persone che lavoravano all'economato, no? Quindi servizi che sono essenziali per la vita di un comune. Sì. E se tutta questa forza lavoro viene meno, che dobbiamo fare? Non ci sono soldi nei comuni. Non ci sono soldi per fare gli appalti, come diceva il sindaco. Che facciamo? Esternalizziamo i servizi facendo appalti? E dove so? E chi li paga? Chi li paga? Sindaco, mi spiega come, al Ministero Falcomatà. Come fa Falcomatà ad assumere 150 lavoratori e dice quando c'è la volontà le cose si possono fare? Me lo spiega? Ma io non so come abbia fatto, probabilmente alla bacchetta magica, e lo dico provocatoriamente, ma prima di ogni cosa credo che il gesto del sindaco di Reggio Calabria è una fuga in avanti molto pericolosa per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, perché questo potrebbe far pensare a qualcuno che per risolvere la questione LSU e LPU basta la volontà dei sindaci. Questo è assolutamente, per me è inconcepibile, io non capisco né so come abbia fatto, io di professione faccio l'avvocato, ma dalle parole del sindaco si capisce chiaramente che abbiamo trovato un'altra volta una soluzione alla calabrese, se può passare il termine. Anche perché il fatto che si dica basta che ci sia la volontà è come se tutto ciò non è rimesso alla legge ma alla volontà di qualcuno di fare qualcosa che magari debba andare sopra le righe o oltre qualcosa. Io credo che sopra le righe oggi dovrebbe alzarsi solo la nostra voce. Poi se il sindaco di Reggio Calabria, io capisco, io sono un umilissimo sindaco di un piccolissimo comune dell'Alto Ionio, ho solo da imparare da un sindaco di una città metropolitana come quello di Reggio Calabria, però davvero se lui ha la ricetta giusta e noi qui stiamo tutti i giorni in mezzo alle strade a protestare, ci battiamo contro il governo perché ci dia i soldi, ci dia le deroghe, non ci sono le condizioni per fare alcunché, Reggio Calabria dall'oggi al domani tira fuori il coniglio dal cilindro e ci dice a tutti quanti guardate che basta la volontà per poter stabilizzare queste persone. Io credo che questo non sia vero, io ritengo che questo non sia possibile, ma del resto se quello che sostiene il sindaco di Reggio Calabria fosse realmente una strada percorribile da tutti quanti noi, allora vuol dire che significa che gli altri 408 sindaci non hanno capito nulla, che i sindacati che erano con noi oggi sulla 106, non lo so, vivono su un altro pianeta e quindi continuiamo a farci la guerra fra poveri, magari per appuntarci una medaglia sul petto, ma poi voglio vedere concretamente come stanno le cose. Anzi, se il sindaco avesse il buon gusto, o meglio il buon senso, mi si perdoni il buon gusto, di inviare gli atti che ha compiuto, magari li possiamo fare anche noi. Io sono convinto che oggi la stabilizzazione passi necessariamente attraverso
le risorse finanziarie adeguate che devono essere storicizzate da parte del governo, e poi bisogna pensare anche alle deroghe per i limiti assunzionali, perché questo è un altro problema. Io dico sempre che se ci sono i soldi io sono disposto ad assumere chiunque domani mattina, se ci sono soltanto le deroghe io non posso assumere nessuno, perché ogni fine mese, giustamente come diceva Roberto, piuttosto che Peppe o Anna, alla fine del mese alla gente noi dobbiamo pagare lo stipendio. Se poi dobbiamo compiere un gesto di provocazione, fare delle delibere, fare dei contratti e non poter poi garantire lo stipendio, io credo che questa possa essere una soluzione, ma rimane una provocazione, non è la soluzione del problema. Senta, ribadisco Sindaco, questo dal mio modestissimo punto di vista. Sì. Senta Sindaco, naturalmente questa cosa poi va approfondita, cercheremo di capire qual è stato l'escamotage utilizzato dal Comune di Reggio Calabria. Se è così, voglio dire, tutti i sindaci possono attivarsi in questa direzione, ma vediamo un attimo. Io lo faccio domani mattina, non mi tiro indietro. Vediamo com'è. Però la volontà di assumere c'è, cioè la volontà sì, c'è. Chiaro, assolutamente. Io, No, fatemi finire che sto dicendo un'altra cosa. Allora, io ho letto, ieri non mi ricordo adesso, che dal momento in cui ci sono state le elezioni, il 4 marzo, ad oggi, l'incertezza politica che c'è stata, è costata al Paese 244 miliardi di euro. Dico, ma viva Dio, possibile che non se ne trovino 50 milioni per questa gente? Possibile che dobbiamo... 29, direttore, 29, quelli scusa. mancanti sono 29. 29, vabbè, moltiplicati. 29 milioni di euro, non si trovano 29 milioni di euro, cioè noi abbiamo bruciato 244 miliardi di euro e non troviamo 29 milioni di euro per garantire un futuro occupazionale a 4.500 persone. Le cose, alcune volte ci sono alcuni meccanismi che non riesco non digerisco, ecco, non che non capisco, non digerisco. Ma assolutamente, ma se mi posso permettere, al di là dello spread o dei mercati, perché il discorso sarebbe forse probabilmente molto lungo, ma io credo che è sufficiente rinviare di un giorno il reddito di cittadinanza o quota 100 per reperire i soldi per stabilizzare i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel modo più tranquillo possibile, con una soluzione che voglio dire, potrebbe essere trovata in un minuto. Io ho la sensazione che forse la questione dell'SU e l'EPU si stia trasformando in una diatriba politica fra 5 Stelle e Lega che probabilmente potrebbe non condurre da nessuna parte. Io invito tutti gli artefici, cioè tutti coloro che hanno la possibilità, come ha detto lei, di fare qualcosa, di smetterla di giocare sulla pelle dei calabresi queste battaglie politiche, lo facessero su altro e con altro. Noi non abbiamo assolutamente bisogno di queste cose. Bene, Sindaco, Massimo. No, quindi volevo capire bene se secondo il Sindaco c'è come dire, un condizionamento politico in questa battaglia, in questo immobilismo, scusa, del governo, c'è una ragione di tatticismo politico e che notizie ha il Sindaco da Roma, insomma, che cosa si dice a Palazzo Madama, al Senato, cosa vogliono fare, se sappiamo qualcosa, insomma, qualche indiscrezione. Massimo, per quello che mi consta, a tutt'oggi in questo momento non c'è nulla, è stato tutto rinviato a lunedì. A Roma e ho cercato di avere informazioni, non c'è più nessuno praticamente, attendono tutti la definizione di questa vertenza Italia-Unione Europea, dopo che si saranno stabilite le cifre, cioè l'esatta differenza deficit-PIL, rapporto deficit-PIL, dopodiché si potrà cominciare a pensare a questo maxi emendamento. Io non lo so, non so definire in altro modo questa sorta di stallo in cui questa vertenza si è venuta a trovare, anche perché dopo le parole della Lezzi ormai sembrava tutto risolto. Sindaco, che poi stringendo c'è un'altra settimana parlamentare, sì e no, poi con le festività natalizie
Arrivederci, grazie. Punto. Bisogna accelerare, bisogna fare in modo... No, il problema è che no, ma direttore, mi permetto di dire che non c'è una settimana, ci sono giusto i giorni a disposizione del Senato di approvare il maxi emendamento, perché con il doppio passaggio o passa al Senato, se no poi non se ne fa più nulla. Quindi i tempi sono ancora meno della settimana, di una settimana. Ma più o meno. Anche di una proroga eventualmente. Ma la proroga per un altro anno? Ma se questa dovesse essere l'estrema ratio va bene anche la proroga, voglio dire. Il problema è che secondo me bisognerebbe che innanzitutto i deputati calabresi, ma i deputati meridionali in genere, abbiano una sorta di scatto di orgoglio e quindi di consentire di risolvere questa vicenda nel più breve tempo possibile. Non ci sono ragioni per cui non vada definita questa vertenza. Bene, Isabella. Sono da 25 anni che si va avanti con le proroghe. No, sì. Un'altra curiosità, stamattina si è dimesso, avete occupato insomma, i bordi della 106, non avete interrotto il traffico ovviamente. Volevo capire adesso questa vertenza come va avanti, che succede da domani in poi, insomma, se avete altre iniziative in cantiere. I sindacati parlavano di andare a Roma, è confermata una manifestazione a Roma oppure no? Allora, oggi noi effettivamente siamo stati sulla sede stradale, come ben sai Massimo, dopo il decreto sicurezza e queste pene da reato, cioè voglio dire da associazione di stampo mafioso, perché da 2 a 12 anni sono pene assolutamente incomprensibili. Siamo passati da una sanzione amministrativa a una pena edittale di 12 anni nel massimo, il che significa arresto obbligatorio, impossibilità di beneficiare di tante altre diciamo di pene alternative, di affidamento, insomma tutta una serie di aggravamento diciamo della repressione che è davvero incomprensibile. Quello che succederà lunedì è che è stata preannunciata, è partita da Mendolara diciamo questo messaggio di una manifestazione a Cosenza e di una manifestazione a Reggio Calabria, dopodiché sono stati anche indetti 3 giorni di sciopero per lunedì, martedì e mercoledì prossimo. Se non succederà nulla, credo che l'atto conseguenziale possa essere andare a protestare a Roma, anche perché mi permetto semplicemente di dire che danneggiare qualcosa a Roma in termini di pene sarebbero assolutamente inferiori a quelle previste per il blocco stradale. Bene, allora chiedo a Mario se ci inquadra un attimo i volti dei lavoratori ai quali voglio rivolgere un augurio perché si possa in qualche modo risolvere la vertenza e dire loro, me li date per cortesia, ecco, e dire loro che non vi lasceremo da soli. Saremo qui ogni giorno ad amplificare la vostra voce, la vostra e la rivendicazione dei sacrosanti diritti che naturalmente spettano a chi per 25 anni ha prestato il suo servizio con grande dedizione alla comunità. Siamo proprio in chiusura. Isabella. Grazie direttore, grazie anche da parte di tutti i lavoratori per la solidarietà e il sostegno. Noi come sì, direttore, io ringrazio anche i lavoratori e il sindaco. Grazie a voi. Quindi vedremo insomma nei prossimi giorni, perché è una protesta che, come ben capito, non si fermerà qui, andrà avanti, perché hanno il diritto ad avere delle risposte finalmente. Ecco, una risposta certa dopo 25 anni gliela vogliamo dare a queste persone, a queste donne, a questi uomini che lavorano per gli enti pubblici e svolgono un servizio fondamentale. Ecco, loro chiedono questo, una risposta. Noi con i nostri mezzi abbiamo amplificato la loro voce, continueremo a farlo, il sindaco sa che in qualsiasi momento può mettersi in contatto con noi, è da tempo che abbiamo acceso i riflettori su questa vertenza, riteniamo
un'operazione giusta. Non pensavamo che durasse così tanto tempo, nel senso pensavamo a una soluzione sicuramente più immediata, invece qua siamo a fine dicembre, no? Sono 20 giorni che stiamo battendo su questo argomento. Io mi auguro solo che questa Direttore, dobbiamo resistere. Assolutamente, assolutamente sì. Io vorrei che tornasse il sorriso sul volto di quella gente che prima ha inquadrato il nostro Mario. Auguro a tutti la necessità di trovare la forza giusta per continuare a lottare, perché prima o poi qualcuno dovrà accorgersi che ci sono 4.500 persone, tra donne e uomini, il cui destino dipende dalla sensibilità di chi ci governa e di chi ci amministra. Grazie Isabella, grazie al Sindaco, a tutti voi, grazie a Mario per le ottime immagini che ci ha offerto, noi continueremo a stare accanto a voi, non vi lasceremo da soli, l'ho già detto ma lo ripeto. Arrivederci ad Amendolara. Massimo. Arrivederci. Voi non avete sentito il direttore? Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.